Bentrovati, buon fine settimana al nostro pubblico, al pubblico del Punto. Comincia un'altra trasmissione, un'altra puntata del nostro approfondimento. Oggi, come abbiamo raccontato in premessa, parleremo di sanità. Anche oggi tante storie, tanti temi, tanti approfondimenti, insomma, legati al tema della sanità, perché come sempre è un tema che tocca le corde e la pelle dei nostri concittadini, quindi noi vogliamo restare ad informarvi anche su questi temi. Tireremo fuori qualche storia, qualcuna anche originale nostra ovviamente, che vi darà uno spaccato di quella che è la sanità oggi. Ne parleremo ovviamente con tanti esperti, ma prima, come sempre, l'anteprima la dedichiamo alla settimana appena trascorsa, la settimana che sta per finire, insomma, con il nostro Totò Calì. Ciao Totò! Ciao, ciao a tutti, buona giornata. Questa è una settimana importante perché è la settimana che ci ha accompagnato alla conoscenza del nuovo Papa, Papa Leone XIV, quindi dal conclave, quindi dall'extra omnes, quindi tutti fuori, i cardinali si riuniscono, poi votano e scelgono il Papa fino alle parole del nuovo pontefice Leone XIV, Francis Prevost, un americano. Allora, Totò, raccontaci questa E settimana, a lui sono dedichiamo curiosissimo, vediamo da dove cominciamo. tutte le vignette. Tutte le vignette, le Eh, racconto. Vai, Allora, partiamo. partiamo. Quindi Il conclave, giorni di conclave, che succede? quindi, Il cioè, cardinale, rimangono chiusi, segregati, tutti, perché chiudono quindi, tutto, no? Quando c'è il conclave chiudono tutto. Chiudono la Cappella mannaggia, non Sistina, trovo la chiave. Aprite, aprite, fatemi uscire. chiudono tutto qui, bagni chiusi, Non tutti, trovo la chiave, qua è rimasto in bagno. È tutto è rimasto in bagno. chiave, il conclave, senza chiave. Vai, la prossima vignetta. Andiamo avanti. Povero Andiamo cardinale. avanti. Ecco, Questo in realtà questo è i- qualche giorno i- prima del conclave. sì, qualche giorno prima i segreti del Nel 9 di conclave, nel 9 un quando cardinale ha svuotato il frigo bar il frigo bar, esatto. e quindi lo spirito è sceso su di me, fratelli. Eccolo Ma non qua, è lo lo Spirito spirito. Santo, però. Questo è simpatico. Non c'era santo, di santo non c'era nulla. Prossima. Oh, ma Qua siamo andiamo così, in insomma, ordine sparso. La alla prima prima apparizione. apparizione del Papa americano. No, sono curioso di vedere come lo vedi Quindi tu il Papa americano. Così lo vedi, no? Cioè, questo da oggi in poi sarà il tuo Papa, sì, giusto? la benedazione, Perché è americano, ovviamente. perché è americano e quindi Perché è americano. speriamo Quindi tu lo che disegnerai da oggi in poi così il nuovo Papa. Torniamo indietro, fatemelo così. rivedere. Fatemelo rivedere, fatemi rivedere. Ecco, Co- questo è il tuo Papa così. da oggi fino, diciamo, alla Il sua fine. Papa, il nuovo Papa, Perfetto. Il nuovo Papa. alla fine, Alla fino sua alla fine, fine, fino ok. alla sua fine. Ah, vede, Sì. ancora Appena appena è arrivato. stato eletto. Cappella Appunto. Sistina, Cappella Sistina. E questa, insomma, è la L'osservatorio. curiosità di sapere chi è il Di nuovo chi? Quelli, Papa, quelli che non con possono tutti gli votare, no? outsider, Ah, ecco. Ah, la curiosità che in genere. sembrava una partita di pallone. Vogliamo l'italiano, vogliamo gli inglesi, vogliamo gli americani. Vedete, sembrava Insomma, era il barzelletta. Papa, eh. Era il Papa, Allora. insomma, c'è poco di E quindi spirituale. l'osservatore Oh. romano, che è anche una testata. Conclave, cercasi un Papa di Conclave. pace. Di pace. E qui voglio dire, il Papa ha parlato molto di pace nella sua prima Esatto. apparizione. Robert Francis Sarai un buon Prevost. pastore, dicono dall'alto. Dice, il problema è che non vedo pecore, ma solo lupi, Adesso in circondato dai quanto lupi, tra questo non l'altro è anche quelli, eh, diciamo, con i porporati, anche i no? lupi cardinali, anche i Anche i lupi lupi cardinali. ok. Tutto il mondo per Vabbè. il paese. Poi, che succede qua? Questa è un'altra. Fumata nera, perché? Dunque, ci sono guerre in Russia, guerre in Israele, ora anche in India. Ora che in India. Quindi, insomma, pace, fumata nera. Quindi la Insomma, in pace, questo momento ancora non c'è pace. non va molto bene. Ancora non c'è pace. Prossima vignetta. Ah, questa è Questa bellissima. è l'ultima. Questa è bellissima perché Abbiamo abbiamo visto sto visto. gabbiano Esatto, povero Gabbiano, come vicino dice. al cumignolo. E Povero. quindi Allora, poi aspetta, sopra il questa è prima, comignolo, durante poi e c'è la dopo, no? fumata. Cioè, questa è prima, Sì, durante. prima della fumata, durante la fumata e dopo la fumata. Ah, ok, quindi è diventato Arrosto. un pollo, un gabbiano arrosto. E con questo Povero Gabbiano abbiamo dato. canterebbe, no? Gianni Un Celeste. illuminato, un illuminato.
Va bene, allora Totò, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Questa è bella, questa è l'ultima. Grazie e buona continuazione. L'ultima fa sorridere davvero, quella del gabbiano. Allora, noi invece ci fermiamo, la sigla, e cominceremo con un caso di presunta mala sanità che ovviamente è già al vaglio della magistratura, è già a processo. Parleremo del caso della piccola Chloe, una bambina di 11 mesi che è morta, è andata in coma, poi è morta in ospedale. Ce ne occuperemo subito dopo la sigla. Ancora buongiorno, ancora benvenuti alla nostra trasmissione Il Punto. Cominciamo adesso a entrare nei temi della puntata di oggi. Abbiamo detto oggi parleremo di sanità, di mala sanità che continua ad essere l'argomento di cronaca e dell'attualità, nonostante le tante parole della politica, nonostante le tante parole, il tanto impegno di medici, strutture ospedaliere. Però ci ritroviamo sempre a raccontare di casi di mala sanità che poi arrivano ad essere anche casi giudiziari. Vi ho detto in anteprima, cominceremo la puntata di oggi con una storia, perché oggi vi racconteremo diverse storie. La prima che vogliamo raccontarvi è la storia della piccola Chloe. Chi era Chloe? Una bambina di appena 11 mesi che è stata ricoverata in un ospedale di Catania e da quell'ospedale non è più tornata a casa. Dopo 4 mesi di agonia la bambina è morta. I genitori ovviamente non si sono dati pace, tuttora non si danno pace, perché questa poi è diventata anche una vicenda giudiziaria lunga. Il ricovero è stato nel 2017 e ancora oggi si aspetta la sentenza di primo grado. Ci hanno raggiunto in studio il papà della piccola Chloe, Davide Guglielmino. Buongiorno signor Guglielmino. La zia della piccola Chloe, che si è battuta sin dall'inizio insieme alla famiglia, si chiama Patrizia Di Paola. Buongiorno, e grazie benvenuta. dell'invito. E abbiamo in collegamento l'avvocato della famiglia Giuseppe Incardona. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuti. Allora, cerchiamo di raccontare questa storia. Noi lo facciamo con una scheda che ha preparato la nostra Simona Mazzone, che ha seguito minuziosamente tutte le fasi di questa storia, ha sentito ovviamente i parenti, ha sentito tutti, e in questa scheda ha sintetizzato il caso della piccola Chloe. Poi ne parliamo in studio. Chloe è una bellissima bambina, occhi grandi e profondi, sempre sorridente e allegra, è la gioia di mamma Antonella e papà Davide. Ma quel sogno di vita felice per questa famiglia si interrompe il 17 luglio 2017, quando la piccola Chloe muore a soli 11 mesi. È il 27 febbraio e la bambina viene ricoverata all'ospedale Garibaldinesima in seguito a una invaginazione intestinale. L'intervento per rimuovere l'occlusione dovrebbe avvenire da lì a un massimo di 8 giorni, secondo il protocollo medico, ma l'operazione tarda ad arrivare e l'attesa aggrava le condizioni di salute della bimba, che entra in coma e non si sveglia più. La sala operatoria del Garibaldi risulta occupata da un caso più grave, ma non lo è secondo la denuncia presentata dai genitori assistiti dall'avvocato Incardona del Foro di Palermo. Il personale medico viene indagato e accusato di malasanità. Perché non si è proceduto a operare d'urgenza Chloe? La sala operatoria era occupata da un'altra emergenza o era vuota? Perché non si è intervenuti subito, viste le gravi condizioni in cui versava la piccola? Dopo 2 anni di indagini che vedevano inizialmente coinvolti 17 medici accusati dalla famiglia di non avere gestito adeguatamente il caso clinico e non avere prestato le cure necessarie, l'11 dicembre del 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rinvia a giudizio 9 medici del presidio ospedaliero, 4 pediatri e 5 chirurghi, accusati di aver avuto condotte negligenti, imprudenti e imperite. Per 2 di loro, chirurghi pediatrici, viene contestato il falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. La famiglia Guglielmino non si arrende e dopo 8 anni di un calvario che sembra interminabile, in questi giorni si è arrivati alle battute finali del processo. Si attende la requisitoria del PM il prossimo 14 maggio e la sentenza di primo grado.
E questa è la storia in sintesi, la storia, diciamo, la vicenda anche giudiziaria. Allora, Davide, se la senti raccontare un po' che cosa è successo? Partiamo dall'inizio. Allora, fine febbraio la bambina ha un dolore... 2017, fine febbraio 2017. Raccontiamo perché le date in questa storia sono importantissime. Allora, il 26 febbraio del 2017 la bambina avverte dei dolori intestinali, vomito, sembrava un po', diciamo, si collassa, e allora decidiamo di portarla al Garibaldinesima in pronto soccorso. La portiamo, viene subito diagnosticata l'invaginazione intestinale. Che cos'è? Ve la siete fatta spiegare, no? Sì, ovviamente. più o meno. Immagino che nessuno sapesse. Praticamente si tratta dell'intestino che, siccome nei bambini non è ben fermo, ben strutturato, praticamente si va ad occludere l'intestino con l'intestino stesso, una specie di, come dire, come un imbuto. come un imbuto. Diciamo, non era il primo caso, era Non già era successo. il primo caso, ci hanno detto che comunque ne avevano 15 casi l'anno di questi, di stare tranquilli. Decidono di fare un crisma, cioè praticamente portano questa bambina e cercano di disoccludere questo intestino tramite un liquido che in qualche modo doveva favorire diciamo, la disostruzione. La bambina inizialmente sembra stare bene, però ci dicono che se fosse riaccaduto, diciamo, che la bambina si fosse sentita male, avrebbero dovuto operare. Perché la bambina, diciamo, voi come ve ne siete accorti che stava... Perché aveva un dolore, piangeva in maniera... Perché con una bambina di 11 mesi ovviamente devi capire cosa succede. Pianto inconsolabile e tutto. Però poi sembrava stare meglio. Solo che nello stesso giorno ha avuto un'altra ricaduta e poi successivamente siamo stati fino al 9 marzo, diciamo, al Garibaldi. La bambina ne ha avute 8, diciamo, invaginazioni, tutte quante trattate nello stesso modo. Dal 26 febbraio al 9 marzo sono passati 9 giorni circa, una decina di giorni, una decina di giorni, senza contare, diciamo, il primo giorno del ricorso. Sì. E la bambina... quindi veniva trattata sempre in questo modo. Tra l'altro stava un po' meglio, si riprendeva e ritornava. Poi si è venuto a sapere anche che questo liquido non era adatto ai bambini, ma questa è un'altra storia, diciamo, un'altra cosa, diciamo, che metteva. Dopodiché alla fine, diciamo quasi alla fine, verso l'8 marzo dice no, si deve operare dopo diverse invaginazioni. Avevano trovato sangue nelle feci, perché la bambina non evacuava tutti i giorni, ogni 2 giorni, 3 giorni. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è ovviamente, ma diciamo, le avevano detto, può capitare una volta, 2 volte, alla seconda volta, diciamo, bisogna operare, bisogna intervenire chirurgicamente. Questo è quello che ci è stato detto in pronto soccorso. In pronto soccorso. La bambina dal pronto soccorso dove è stata trasferita poi? In pediatria. E in pediatria voi avete riferito ovviamente alla seconda, o al secondo caso, al massimo al terzo caso, voi avete detto al pronto soccorso ci hanno detto che bisognava operare. Come mai non è stata operata? L'avete chiesto? Loro chiamavano per consulto i chirurghi praticamente, e dicevano che l'invaginazione era in un posto diverso, fino a quando si poteva disinvaginizzare col clisma facevano quello, perché un intervento, perché sottoporre una bambina piccola ad un intervento che andava per loro era normale. Stiamo vedendo le foto della piccola, veramente meravigliosa. Quindi per loro era normale quello, però noi l'ansia cresceva, perché vedevamo che la bambina, più passavano i giorni, più era irrequieta, perché poi tra l'altro è stata una bambina che in 11 giorni, quelli che erano, non ha mai mangiato, e veniva solo con le flebo alimentata. Quindi qualora poi non aveva dolore, provavano con 10 ml di latte
subito ripartivano i dolori, l'invaginazione, sala eco, ma facevamo tutto. Arrivato a un certo punto però, diciamo, voi avete, diciamo, questi 10 giorni di passione all'interno della pediatria, a un certo punto si decide di operare questa bambina. Perché no? trovano sangue nelle fesce, Perché allora trovano vogliono sangue. fare questa laparoscopica esplorativa. Ok. Solo che siamo stati portati sotto in sala preoperatoria, siamo stati all'incirca 4 ore, dall'1 alle 3:30. Avevano chiesto tra l'altro l'anestesista chi dei 2 genitori accompagnava Chloe dentro la sala operatoria e si era vestito il papà, c'è una foto che avete mandato, c'era il papà pronto, vestito, ma nel momento che la dottoressa viene a prendere la bambina dice al papà no, non è necessario, meglio di no. La portano in sala operatoria, neanche 8-10 minuti la riportano dicendo che abbiamo un'urgenza, la operiamo dopo. Siamo rimasti ancora una mezz'ora lì, dopodiché ci hanno detto l'intervento è spostato all'indomani, vi diremo. Quindi, e diciamo, ci hanno portato in chirurgia però, è stato lì l'8 pomeriggio. Cioè tutto questo è successo in chirurgia, Sì. cioè dalla pediatria vi siete spostati in In chirurgia. chirurgia. E quindi ovviamente siete rimasti sorpresi, allibiti, no? Come dice, noi stiamo per entrare in sala operatoria, la nostra bambina 10 giorni che sta lì, c'è un'urgenza, posticipiamo, però immaginavate di rientrare comunque presto, A breve. diciamo, dentro la sala operatoria. E che cosa vi è stato risposto? Ci hanno detto prima nel pomeriggio vedremo eccetera, poi è passato il medico di turno che era quello che doveva operare nel tardo pomeriggio intorno alle 6:30, dice ancora l'intervento si protrae, quindi dice probabilmente domani. A noi non c'è stato La detto, bambina poi è stata operata però. è stato operato ma lì domani mattina ha avuto l'arresto cardiaco ed è stata operata in arresto cardiaco. Perché? Perché il primario della rianimazione ha detto che bisognava operare perché secondo lui c'era questa ostruzione intestinale che non faceva ripartire cuore e polmoni. Quindi diciamo, dal vostro punto di vista, questo diciamo, è quello che è insomma, la tesi che voi portate avanti, adesso sentiremo anche l'avvocato, dal vostro punto di vista la bambina diciamo, si sarebbe potuta salvare se Non fosse... solo questo, chiedo scusa, Prego. l'indomani mattina, prima dell'arresto cardiaco, Chloe aveva tutti i segni di un'insufficienza, perché aveva le labbra nere, perché non respirava a fatica e avevano fatto dormire anche lui insieme alla mamma in ospedale, quindi erano insieme. Dalle 4 chiamavano il medico di turno, la bambina non respira, gira gli occhi indietro, la bambina ha le labbra nere, non si preoccupi, allartiamo la sala operatoria. Tant'è che nel momento che arriva, non nella sala operatoria, nell'ulteriore eco da fare, la bambina arriva praticamente in arresto cardiaco. La cosa che ci fa male è che un medico che ti accorgi dell'arresto cardiaco non lasci la bambina col papà e l'infermiere e vai a chiamare aiuto alla rianimazione. A me è stato insegnato in un corso di pronto soccorso che qualora inizi a rianimare mandi altri, ma tu devi rianimare. Ci sono e delle questo cose medico, insomma, che non purtroppo mi danno solo il falso in cartella per aver scritto o prontamente rianimato la bambina, Invece ma lui no. non l'ha toccata. Allora, non entrerei intanto nella Sì. vicenda giudiziaria perché No, no, insomma ma è una certo. vicenda che deve arrivare ancora al primo grado di giudizio dopo tutti questi anni. Volevo finire di raccontare la storia della piccola Chloe perché la bambina va in arresto cardiaco, resta in coma, per 4 mesi avete tentato l'impossibile, è stata portata pure all'ospedale di Taormina dove operano gli operatori, i medici del Bambino Gesù, proprio a mani estreme. La bambina sta un po' a Taormina, poi rientra e alla fine il decesso qui a Catania, al Garibaldinesimo di Catania. Allora, avvocato, io adesso la interpello, è una vicenda certamente che fa male a tutti, fa male ovviamente prima di tutto ai genitori che adesso chiedono la verità. Diciamo, qual è la vostra tesi in tutta questa vicenda? Beh, tutte le volte che si parla di responsabilità sanitaria bisogna innanzitutto non generalizzare, perché comunque sappiamo che gli ospedali, i medici degli ospedali
l'ospedale come struttura e i medici in quanto componenti la struttura stessa offrono un servizio che normalmente è un servizio eccellente. Stiamo parlando di professionisti formati, appunto Guardi, io specializzati. sottoscrivo queste parole, perché il servizio sanitario italiano nostro è un servizio di grande eccellenza, è un servizio tra l'altro gratuito e accessibile a tutti. Capitano però poi queste situazioni. Sì, esatto. La particolarità di questo caso, guardi, io mi occupo prevalentemente di responsabilità sanitaria, quindi ho una mia statistica frutto di 30 anni di esperienza, però questo è un caso in cui non stiamo parlando di un'infezione ospedaliera, in cui un caso sporadico, accidentale, una fatalità, un errore chirurgico, un taglio di un bisturi, eccetera. Qui si tratta di una serie di comportamenti riconducibili a dei professionisti che chissà quante vite hanno salvato, ma in questo caso specifico la condotta, secondo la nostra tesi, è stata caratterizzata da una serie di omissioni e negligenze gravissime. Questa ovviamente Questa è la tesi, tesi, diciamo, dell'accusa, ovviamente. Esatto, ma la tesi di chi ha presentato la denuncia, cioè i familiari, cioè i miei clienti, è stata poi verificata da un primo magistrato, che è il giudice per le indagini preliminari, che ha nominato un collegio di 3 cattedratici, cioè 3 luminari, fuori distretto perché uno di Roma, l'altro di Napoli, insomma sono che in sede di autopsia già hanno verificato le responsabilità e le negligenze e hanno consegnato un quadro preciso a un altro giudice. Questo nel contraddittorio delle parti, che hanno avuto la possibilità, ciascuno con il proprio avvocato e ciascuno con i propri consulenti, di raccontare la propria storia, la propria dalla rispettiva Avvocati, prospettiva. i medici indagati inizialmente erano molti di più, poi si è arrivati... Erano 18, inizialmente erano 18, poi è stata fatta perché sono naturalmente stati, diciamo, un'indagine più approfondita. esatto, indagini su tutti i reparti, E alla diciamo, che hanno preso in carico la bambina. Alla fine esatto, sono alla 4 fine sono pediatri rimasti e 9 5 medici. chirurghi. 4 pediatri e 5 chirurghi. Sì, chirurghi pediatrici, sì, sì, sì. Immagino... Ora, infatti è questo, intanto... Sì, no, dicevo, Intanto immagino dico, dalle vostre idee che vi siete fatti, insomma, che è la tesi che portate avanti davanti alla giustizia, che la bambina doveva e poteva non morire in questa assurda vicenda. Dico, infatti, intanto dico, rispetto alla presentazione ci sarebbe da fare una piccola rettifica, perché il pubblico ministero ha appena concluso la sua requisitoria. Requisitoria cosa significa? Che il pubblico ministero, che è sempre lo Stato, ha chiesto, e spiegando le ragioni, la misura della condanna che andrebbe inflitta a ciascun professionista. Questa richiesta, costituita da 9 domande, perché i professionisti sono 9, sono 9 macigni che appunto caratterizzano questo caso rispetto appunto al fatto accidentale come un caso particolarmente complicato, ma più che altro nel coordinamento di questi professionisti. Chiarissimo, chiarissimo. Si andrà adesso in primo grado, no, avvocato? Per quando è attesa la sentenza? Insomma, verso giugno? Beh, adesso dovranno parlare i difensori degli imputati, ma già c'è una richiesta di condanna precisa da parte del pubblico ministero, che grazie a un'attività di ricerca abbiamo offerto noi come parte civile. Qual è la richiesta, avvocato? Qual è la richiesta di condanna che è stata fatta? 3 anni per ogni pediatra e 4 anni per i chirurghi. Insomma, accuse pesantissime. Allora, avvocato, noi abbiamo il tempo ovviamente televisivo a nostra disposizione, non è infinito, quindi insomma, grazie ovviamente per questa testimonianza. Non so se vuole aggiungere qualcosa, prego. Sì, una chiusura finale, perché intanto i familiari non hanno mai chiesto vendetta da questo caso, ma fondamentalmente aiutare anche chi non ha avuto la capacità o chi pensa di non avere la possibilità di far verificare alla magistratura un'ipotesi di responsabilità che è fattibile, che va fatto e che rende giustizia alla collettività.
al di là del caso specifico. È chiaro, questo Ed un po' è il questo filo il motivo conduttore che ha della spinto nostra trasmissione di oggi. Esatto. Io ovviamente prima di salutare la famiglia della piccola Chloe, Davide, lei insomma la vita continua ovviamente, Sì, lei cerchiamo ha... di andare avanti. Fortunatamente abbiamo ora 2 bambini e cerchiamo di... Come si chiamano? Stefano e Emily. E quanti anni hanno? Emily 6 anni, Stefano 6 mesi. Allora, tanti auguri per questi bambini. Sua moglie ovviamente non si dà ancora oggi pace, No, credo che sia impossibile darsi pace in una vicenda. La storia è stata molto pesante, infatti quello che ci auguriamo noi è che non succeda ad altri questo, che si riesca ad avere una giustizia per far sì di evitare questo ad altre persone, che è una cosa veramente pesante, cioè non è facile, ecco. Voi avete avuto anche come famiglia la fortuna di essere uniti, no? Di stare uniti, di lottare tutti insieme, quindi questo probabilmente vi ha dato forza l'un l'altro. Allora, in bocca al lupo ovviamente per questa vicenda. Saluto Davide Guglielmino, il papà della piccola Chloe. Buongiorno. Io ho visto le fotografie, le abbiamo fatte vedere, era una bambina stupenda. Immagino che il suo ricordo di sua figlia sarà questo, non diciamo quello degli ultimi giorni di Fino vita. a quando non si chiuderà tutto, perché ci passiamo tipo in loop tutte queste immagini, perché deve avere giustizia. Chiediamo solo quello. Bene, grazie anche alla zia della piccola Chloe, Patrizia Di Paola, grazie Davide Guglielmino, grazie all'avvocato Giuseppe Incardona, grazie avvocato. Noi ci fermiamo, una piccola pausa, dopodiché commenteremo questo caso, ma ce ne saranno anche altri da farvi vedere, altrettanto gravi, altrettanto inquietanti, in questa puntata di oggi tutta dedicata alla sanità in Sicilia. Rientriamo in diretta con la nostra trasmissione, Il Punto. Avevamo sentito la storia della piccola Chloe, che adesso commenteremo anche con gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Ismaele Lavardera, deputato regionale, la lista controcorrente, benvenuto Lavardera. Antonio Condorelli, il nostro giornalista, amico giornalista, insomma è opinionista. Francesco Ciancitto, deputato nazionale di Fratelli d'Italia, che fa parte della commissione sanità appunto alla Camera. In collegamento abbiamo il dottore Benetti di SVG, Riccardo Benetti di SVG, eccolo qua, che saluto. Adesso ci darà un po' di indagine fatta proprio sulla percezione del sistema sanitario nazionale. Ve li faccio vedere, ma li commenteremo con loro anche i dati di SVG. Renato Costa, che è responsabile della sanità della CGIL. Salve Renato Costa, benvenuto. Lo sentiamo? Non lo sentiamo. Va bene. Mi sentite? Adesso sì. Bentornato Ecco, Renato Costa, che abbiamo conosciuto, diciamo, nel periodo del Covid, era commissario straordinario dell'emergenza Covid a Palermo. E poi saluto la famiglia Guastella, perché con la famiglia Guastella racconteremo un altro caso di presunta mala sanità in Sicilia. Li vediamo collegati. Allora, cominciamo con SVG, subito i dati, insomma, le indagini di SVG sul sistema sanitario nazionale. Le seguiremo anche in grafica. Prego, dottore Benetti. Grazie per l'invito. Giusto un cappello introduttivo. Sì. Questa è un'indagine fatta su un campione di 800 italiani. Abbiamo fatto delle istantanee per poter dare dei punti di riflessione e appunto di discussione sul tema della sanità. Possiamo vedere dal primo cartello il livello del... Scusate, ho un ritorno. Sì, dovrebbe abbassare il volume esattamente. Allora li chiamo io le grafiche, così insomma ci capiamo, anche perché su audio non è perfettamente nitido. Allora, la prima domanda che avete fatto è se gli italiani sono soddisfatti del sistema sanitario nazionale, e i soddisfatti restano pochi, perché le responsabilità maggiori, secondo quello che avete diciamo in vostro possesso, è che le responsabilità maggiori sono attribuite allo Stato, in seconda battuta alle regioni. Che significa? Ci spieghi. Vediamo la grafica. Sì, la prima grafica. La soddisfazione è bassa già da molti anni, e questo è anche un po' dello strascico del Covid.
non tanto per la gestione dell'emergenza sanitaria, ma per tutta una serie di ritardi che hanno aggravato problemi strutturali come liste d'attesa o organizzazioni della sanità, come vedremo poi. E detto questo, però, la responsabilità maggiore non è attribuita alle regioni, che sono quelle che hanno in capo la gestione del servizio sanitario appunto localmente, ma vengono attribuite maggiormente allo Stato, quindi a un problema sistemico a livello nazionale. Va tutto bene? No. Di chi è la responsabilità? I cittadini mi rispondono dello Stato, ovviamente, no? Cioè del governo centrale. Questa è la risposta, no? Sì, scusa, credo stesse chiedendo in sala. La colpa è dello Stato, ma in realtà se poi si chiede ma come vorrebbe che venissero gestiti gli ospedali, la risposta è sempre controcorrente. Viene chiesta una maggiore presenza del pubblico. Quindi, dato che la sanità è comunque un aspetto che tocca nel vivo la vita delle persone, è una delle principali priorità date anche tra l'altro dalle persone preoccupate per la sanità, oltre che inflazione o guerre e altro tipo di problemi, ma diciamo, se la colpa viene data allo Stato, in controtendenza è lo Stato che dobbiamo affidarci comunque allo Stato, quindi affidarci maggiormente al pubblico e tralasciare invece l'aspetto privato. Lo vediamo nel cartello successivo. Nel cartello successivo, esatto. Sì, lo dico anche alla regia. Cartello successivo, il 65% vorrebbe una gestione prevalentemente pubblica degli ospedali, in calo dal 2023 la quota di chi preferisce l'opzione privata. Quindi si ritorna un po', faccio io un po' da raccordo, dottor Benetti, perché il suo audio è un po' disturbato. Dico, si ritorna un po' a questo, da un lato significa che c'è più fiducia rispetto al passato all'ospedale pubblico, quindi si ritorna all'ospedale pubblico, ma diciamo la gestione, il 65% appunto vorrebbe che questa gestione fosse pubblica. Guardate là, questo si vede nella grafica rispetto agli enti privati, quindi che sono in calo, mentre erano, come dire, all'inizio, diciamo nel periodo del 2020, tra il 2020 e il 2023, c'era stato, come dire, un riavvicinamento delle strutture. Prego, Benetti. Questa risposta non deve sorprendere, perché nel momento in cui andiamo a toccare degli elementi importanti della vita delle persone, del quotidiano, cose fondamentali come lavoro, salute, istruzione, ci si affida maggiormente al pubblico, perché è un elemento talmente importante che non può essere affidato totalmente ai privati, ma c'è bisogno in qualche modo di una garanzia che lo Stato si preoccupi di queste tematiche che risultano importanti per la quotidianità e poi per la vita delle persone. Quindi questo, diciamo, io lo ricordo ai nostri telespettatori, questa è un'indagine su un campione nazionale, quindi la fantastica sanità del Veneto, dell'Emilia Romagna, quindi i cittadini della fantastica sanità dell'Emilia Romagna o del Veneto rispetto a quelli della Sicilia rispondono in questo modo, quindi il match è su tutti. Andiamo a vedere quali sono i problemi però, Benetti, perché insomma cosa si apprezza e cosa no, ovviamente. Cosa c'è in cima, diciamo, diciamo, alle cose, diciamo, che meno si apprezzano, ecco, in questo caso? Allora, emerge in realtà un dato importante. Abbiamo cercato di spacchettare i diversi servizi che vengono erogati dal sistema sanitario nazionale, i diversi aspetti, in modo tale per capire quali sono gli aspetti critici nella valutazione del sistema sanitario nazionale. E le cose più indicate come più drammatiche, meno soddisfacenti e che funzionano meno sono proprio i tempi di attesa e le liste nel poter usufruire di prestazioni, interventi o di esami diagnostici. Vedete all'opposto, le cose che vengono maggiormente valorizzate sono le prestazioni fornite da persone, professionisti, quando c'è il contatto con il professionista del settore della sanità. Quindi non è una critica alle professionalità e a tutti gli operatori che lavorano in questo settore, che hanno il contatto diretto con il pubblico, ma quello che si valuta più critico è appunto l'aspetto organizzativo.
come vengono gestite queste risorse. Chiarissimo. Ed è per quello poi questo che... secondo me è un dato importantissimo, perché ovviamente le liste di attesa sono un problema in tutta Italia, la lista di attesa per le prestazioni specialistiche, per gli interventi eccetera, ovviamente si riducono e già danno fastidio nella sanità d'eccellenza come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto eccetera, quindi pensate già che se è una cosa che dà fastidio e a quei pazienti di quella sanità, pensate quanto deve dare fastidio a noi del sud, che siamo la sanità diciamo peggiore in assoluto rispetto all'Italia. Però si apprezza, e qua guardo ovviamente anche i nostri ospiti, si apprezza ovviamente la professionalità dei medici e dei professionisti che ovviamente lavorano in sanità. Questo è un buon segno ovviamente in generale. Andiamo avanti, Benetti, abbiamo l'ultima grafica. Sì, questa ci riguarda da vicino infine, come siciliani. Abbiamo cercato di capire quante volte si ricorre a un cambio di regione per usufruire di cure e prestazioni. Non dobbiamo tanto concentrarci sul dato numerico, in questo caso abbiamo rilevato che circa il 16% di persone negli ultimi 5 anni hanno cambiato regione per usufruire di prestazioni, visite, interventi, ma è importante concentrarci sui motivi per cui avviene questo. Allora, da una parte, in primis, come dicevamo prima, è il tema delle liste di attesa più brevi. Questa motivazione è più acuta al nord Italia, e dobbiamo anche pensare che nel nord Italia i collegamenti anche tra le varie regioni sono più facili, quindi nel momento in cui io sono residente in Lombardia, Emilia Romagna, non trovo una prestazione, è molto più facile avvicinarmi a una regione vicina e nel giro di 1 o 2 ore di auto riuscire ad arrivare in un'altra regione, quindi è anche dovuto a un tema di infrastrutture. Mentre per quanto riguarda i residenti nel sud e nelle isole, la principale motivazione è per la qualità dei professionisti e delle strutture ospedaliere della regione di arrivo. Non abbiamo fatto uno studio su quali sono i reali flussi, da che regioni a che regioni, anche perché la numerosità del campione non lo permetteva, però è indicativo dire qual è il principale motivo per le diverse zone d'Italia che spinge appunto al cambiare regione in caso di necessità. Ecco, questo è un dato, diciamo, lo dico a lei Benetti, ovviamente che noi conosciamo bene, perché molto spesso la migrazione sanitaria è uno dei problemi, diciamo, che la sanità poi regionale tenta di combattere. Adesso cercheremo di capire come ci riesce e quanto ci riesce. In ultimo, prima di salutarla Benetti, quella cosa che mi diverte di più, che non c'entra niente col sistema sanitario nazionale, voi ogni settimana fate diciamo, il barometro, le indagini di voto, ci dice come sono combinati i partiti nazionali in questo momento? Allora, io mi concentrerei di più sul rettangolo inferiore, che indica pochi smottamenti, diciamo, negli ultimi mesi per quanto riguarda le intenzioni di voto. La situazione è molto stabile, con Fratelli d'Italia che primeggia da molti mesi, inseguita dal PD che periodicamente si avvicina, a volte si allontana. E particolarmente in questa settimana abbiamo rilevato un calo dei partiti di centrodestra. Vedete, sia Fratelli d'Italia che Lega che Italia hanno un calo, mentre viceversa PD aumenta come Alleanza Verdi Sinistra. Allora, io non farei... Insomma, sono smottamenti, diciamo, paragonabili ai terremoti di 1 grado, no? della scala, diciamo, no, questa differenza si può motivare in questo modo. La rilevazione è stata fatta a cavallo del 1° maggio, è normale che i partiti di centrosinistra abbiano avuto più esposizione e sono anche quelli un po' più attivi per quanto riguarda il referendum, quindi in questo periodo hanno magari un po' più di visibilità rispetto al normale. Allora, grazie Benetti per questo esaustivo quadro sulla sanità, grazie SVG, sempre preziosissimi anche per la nostra trasmissione, le auguro buon fine settimana, ci saluti ovviamente tutti i suoi colleghi ricercatori e buon lavoro, ovviamente attendiamo il report anche la prossima. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie Riccardo Benetti, ricercatore dell'Istituto Demoscopico SVG. Allora, commentiamolo subito con i nostri ospiti. Ciancitto, insomma, questo è diciamo,
quadro nazionale che ha fatto SVG. Ci preoccupa ovviamente, come sempre, quel tasso, quel numero che riguarda le migrazioni sanitarie, che vuol dire implicitamente che non c'è fiducia nel nostro sistema sanitario, perché si cercano ovviamente professionisti e prestazioni nelle regioni che sanno offrirle meglio, e i casi che stiamo raccontando in questa trasmissione ovviamente saranno come dire, testimonianza di questo poi in realtà. Prego. Intanto partiamo dal fatto che il nostro sistema sanitario nazionale viene considerato fra i primi 4 o 5 migliori sistemi sanitari nazionali al mondo. È un sistema universalistico che offre le proprie prestazioni a tutti, e su questo secondo me è un punto di partenza importante e fondamentale. Non vi è dubbio che tutta una serie di vicissitudini che ci sono state nel passato, come i tagli alla sanità dal 2012 al 2019, dopo il Covid si è invertita questa rotta, hanno determinato un calo di quello che è l'offerta sanitaria. Dobbiamo pensare anche a una riforma complessiva del sistema sanitario nazionale, perché il sistema sanitario nazionale nasce con un approccio che deve essere il cittadino a recarsi verso il sistema sanitario nazionale. Secondo me oggi, con i nuovi sistemi che ci sono di telemedicina, teleassistenza, e dovendo puntare sempre di più sulla prevenzione primaria e secondaria, indispensabili per far sì che il sistema sanitario possa reggere, deve essere il sistema sanitario nazionale che vada verso il cittadino. Per quanto riguarda la migrazione sanitaria, ricordo che qualche anno fa la Sicilia aveva invertito questa rotta, era diminuita la migrazione sanitaria, credo negli anni 2019, prima nel periodo pre-Covid c'è stata un'inversione di tendenza, anche perché tutti i professionisti che ci sono in Sicilia sono professionisti di alta qualità, di alta specializzazione, di alta formazione, più che alle volte è una difficile organizzazione aziendale. Questa rotta era stata invertita, purtroppo da qualche anno a questa parte stiamo rivivendo questo momento della migrazione sanitaria. Dobbiamo porci un perché, dobbiamo analizzare questi dati, e dall'analisi dei dati non ci aiutano. Negli ultimi casi, diciamo, che stiamo raccontando anche attraverso questa trasmissione, partiamo un po' da dietro, dai casi degli esami istologici di qualche mese fa scoppiati, uno scandalo che ha portato la Sicilia agli onori della cronaca in tutta Italia, gli esami istologici non effettuati a Trapani. Il caso, qui c'è la Vardera che ha sollevato questo caso con una delle sue dirette social, intervistando appunto questo medico, Francesco Caronia, che ha denunciato un altro scandalo. È evidente, no, che diciamo, ha spinto il Ministero a mandare gli ispettori dei NAS, questa è proprio notizia degli ultimi minuti, arriveranno a Palermo, sentiranno anche ovviamente la Vardera, il medico, insomma, e tutte queste registrazioni, diciamo, che sono state rese note. Poi ovviamente il clamore mediatico è stato amplificato, la Vardera, anche dalla trasmissione Le Iene, insomma, che in questa settimana diciamo, con Gaetano Pecoraro ha raccontato, con il racconto d'inchiesta, tutto quello che è successo a questo ospedale, in questo ospedale, e a questo medico. La Vardera, che è successo? Ma innanzitutto ci tengo a utilizzare i vostri microfoni per precisare una cosa. Il racconto fatto dal dottore Caronia è un racconto certamente circoscritto a un reparto. Io vedo lì il dottore Costa, che stimo e che apprezzo. Non possiamo mettere, diciamo, alla berlina i medici bravi, bravissimi, sono in quell'ospedale civico, che sono straordinari, però se c'è un problema non bisogna girarsi dall'altra parte. E quindi, come dire, con grande sofferenza il dottore Caronia, che tra l'altro ci sta seguendo e mi ha proprio mandato un messaggio in diretta dicendomi questa frase: mi dispiace tutto questo clamore mediatico, che mi dispiace attaccare un collega, ma siamo stati costretti, meglio uno spettacolo di qualche giorno che il silenzio imbarazzante e assordante. Perché ricordo che il dottore Caronia già nel 2022 ha presentato qualcosa come 8 querele circostanziate, precise e specifiche, che io ho praticamente raccolto 2 settimane fa davanti a questo quadro allucinante. La prima cosa che ho fatto non è chiamare Le Iene, attenzione, ho espletato il ruolo di parlamentare scrivendo una missiva riservata al Presidente della Regione, all'Assessore alla Salute e al Ministro Orazio Schillaci, che guarda caso dopo 14 giorni di silenzio stamattina mi ha fatto chiamare dei NAS di Palermo, che vuole incontrarmi, quindi ben venga. Qualcuno dice la Vardera che fa la mediaticità, ma se non ci fosse questo, grazie al Dio meraviglioso e grazie anche al servizio delle Iene, evidentemente certe storie non possono in qualche modo esplodere. Quindi noi non siamo per, come dire, colpevolizzare l'intera categoria, che fa un lavoro straordinario e che va ringraziata, ma certamente se ci sono delle mele marce che ovviamente la magistratura deve attribuire in quel reparto,
con delle registrazioni clamorose. Ci sono già delle inchieste, perché anche questo è stato un tema di discussione. Ci sono delle Lui inchieste. ha denunciato in maniera circostanziata, dice anche alla procura, questo dottore Caronia, che ci ascolta e che salutiamo. Ci sono. Invitiamo anche se vuole a mettersi in contatto con noi. Ci sono delle denunce, perché c'è un filone di inchiesta specifico sulla mala sanità che fondamentalmente dovrà avere ovviamente dei risvolti. Ci sono delle situazioni che sono assolutamente in essere, perché evidentemente anche l'assessore Faraoni nei giorni scorsi ha annunciato, dopo averci incontrato, una commissione d'inchiesta. Io ho qualche perplessità, perché guardi, io gliela faccio sentire cosa ha detto la Faraoni subito dopo aver incontrato voi, cosa ha detto alla stampa, perché era ovviamente presente a un evento. Ha detto queste parole al microfono dei colleghi, c'era anche il nostro Marco Cullà e lo abbiamo riportate. È chiaro che fa molto più scalpore una notizia nefaste come quelle che sono apparse in questi giorni e che ci rattristano, ci addolorano perché comunque adesso abbiamo un sistema che è stato messo sotto accusa di fronte a un ospedale che invece ha una grande potenzialità, una grande capacità, che è riconosciuta da tutta la regione, ma forse anche da altre regioni, visto che ospita molto spesso anche cittadini provenienti da altre regioni con le sue specificità. Quindi il fenomeno che può essere accaduto in una circostanza seppur gravissimo e la cui gravità va accertata, e sicuramente è il nostro impegno a doverla accettare nel più breve tempo possibile, siamo già all'opera. Non deve essere comunque, non deve scalfire comunque quella che è la valutazione di una struttura ospedaliera vocata alle più alte complessità che possono rappresentarsi per tutta la regione e alla quale si rivolgono tutti i cittadini di questa nostra regione che hanno purtroppo situazioni complesse da risolvere. Mi sembra una posizione di buonsenso quella dell'assessore, che ha ascoltato lei, ha ascoltato. Cosa vi siete detti intanto? Innanzitutto l'assessore, dopo aver mandato, ripeto, anche a lei la missiva, mi ha incontrato il dottore Caronia e ha parlato di celerità nel poter approfondire questi casi. È importante la celerità, perché stare in attesa per settimane e settimane di un punto grande interrogativo fa sì che poi monti una protesta anche nei confronti degli operatori sanitari, che noi non vogliamo, attenzione, e che evidentemente deve portare in qualche maniera a dei risultati immediati. Cioè, ad esempio, io ho anche suggerito in questo momento anche di complessità, c'è un reparto che è messo in seria discussione, c'è un primario che è messo in seria discussione anche in autotutela in questa fase, anche per rasserenare anche gli animi anche rispetto a lui, che come fa a operare in questo momento. Facciamo un minimo anche di sospensione momentanea rispetto a quello che potrà succedere dopo, anche perché io sono contento che sta intervenendo il ministro Schillaci, perché, con tutto rispetto per l'assessore Faraone e i commissari, abbiamo visto che a Trapani i commissari del ministero hanno fatto un grande lavoro, anche perché, lo dico qui in questa trasmissione, uno di questi commissari nominato dalla dottoressa Faraoni, bravissimo per carità, però è la figlia dell'assessore regionale Albano, Nuccia Albano. Allora siamo seri, non possiamo commettere all'interno di una commissione la figlia di un politico, con tutto rispetto, bravissima per quanto sarà. C'è bisogno che non ci sia incompatibilità ambientale e che su questo tema davvero grave ci sia veramente un super partes, tutti quanti super partes, per scoprire una verità che è veramente drammatica, che riguarda un reparto ma che certamente sta dando una spiegazione drammatica anche del sistema sanitario regionale, perché non ci dobbiamo prendere in giro, ci sono dei problemi, ci sono delle falle. È arrivato l'assessore Faranoni, l'assessore Volo, è stato un disastro a tutti gli effetti, bisogna fare qualcosa di più. Allora, Renato Costa, che idea si è fatto lei di questa situazione? Ma come sempre c'è un problema che riguarda l'analisi delle cose che noi facciamo. Quando parliamo di una responsabilità, la responsabilità penale, sappiamo, è personale. La responsabilità penale è imputata ai medici, se i medici sbagliano in un senso o nell'altro ne rispondono personalmente. Ma noi non possiamo, lo accennava prima l'onorevole Gianvito e io ne sono assolutamente convinto, non ci può essere, non si può far finta di non vedere che noi fino a 3 anni fa avevamo un sistema sanitario che era tra i migliori d'Italia, perché le performance fatte sotto il Covid sono state apprezzate su tutto il territorio nazionale. Abbiamo avuto meno morti delle altre regioni, abbiamo avuto alcune situazioni che ci mettevano nelle condizioni di dire che il nostro sistema ha retto. E com'è possibile che si è passati da una fase in cui c'erano gli eroi a una fase in cui il sistema è diventato quello che viene raccontato in questi giorni nei giornali? Probabilmente dobbiamo riflettere su un dato,
che è un fatto prepolitico. Cioè, al di là delle responsabilità personali, io credo che questo sistema regionale nostro ha una responsabilità di sistema che non possiamo più ignorare. Il sistema vuol dire che se l'organizzazione del servizio sanitario non è tutelata dal decisore politico, e lo dico perché la mancanza degli organici, il PNRR non è per niente realizzato, il numero delle prestazioni non accessibili sono enormi, gente che non riesce a curarsi, pronto soccorsi che hanno un tempi di attesa media di 12 ore. Allora in questo contesto si incastonano i casi di cui abbiamo parlato. Questo ovviamente non vuole assolvere nessuno, ci mancherebbe altro, nessuno è assolto e ognuno è responsabile di tutto quello che fa. E però questo sistema regionale sanitario regge perché c'è un numero enorme di medici, lo diceva prima l'onorevole Lavardera, io per questo lo ringrazio, che ogni giorno fa il proprio dovere andando negli ospedali in condizioni senza organico, in condizioni disastrose, molto spesso senza i mezzi per poter operare, che ogni giorno fa questa parte. Se mettiamo sotto accusa Antonio, dice bene Renato Costa, c'è un problema di sistema, e dice bene anche l'onorevole Ciancitto, perché rivendica il fatto che il servizio sanitario nazionale sia uno dei migliori al mondo. C'è solo un piccolo problema, che noi qui siamo in Sicilia, la Sicilia è al penultimo posto nazionale per i livelli essenziali di assistenza, è stata scavalcata anche dalla Calabria, che è riuscita a fare qualcosa in più nel settore della prevenzione. Invece la Sicilia, soprattutto negli ultimi 2 anni, con alcuni casi che sono semplicemente dei campanelli d'allarme e non sono lo specchio del sistema, ma sono dei campanelli dell'allarme, la Sicilia è diventata lo zimbello d'Italia e non c'è in questo momento, dal punto di vista politico e pratico, nessun cenno di miglioramento, nessun cenno. Allora Antonio, ti interrompo un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità. Io ve li faccio rivedere. Noi abbiamo collegate alla famiglia Guastella che è vittima di un caso di presunta malasanità che racconteremo subito dopo la pausa, quindi restate lì perché anche questa è una storia diciamo da seguire. Non siamo più a Palermo, non siamo più a Catania, siamo a Ragusa. Vedete, abbiamo scelto dei casi un po' in tutta la Sicilia. Di Trapani vi abbiamo raccontato la volta precedente, di Messina vi abbiamo raccontato qualche mese fa con le sale operatorie chiuse perché c'erano le infezioni, cioè i pazienti venivano operati in quelle sale operatorie, piuttosto che uscire diciamo curati, uscivano malati, infetti. Questo era un altro caso. Abbiamo girato tutta la Sicilia, ve lo racconteremo subito dopo la pubblicità con il caso di Ragusa, della famiglia Guastella. Rientriamo in diretta nella nostra trasmissione di oggi. Il punto, vi abbiamo detto prima di andare in pausa, abbiamo visto tanti casi di presunta malasanità, perché io uso sempre il condizionale, no, presunta, perché poi ci sono le inchieste, insomma la magistratura indaga, insomma vedremo cosa succederà anche in questo caso del civico di Palermo, che riprenderemo subito dopo, perché adesso voglio farvi sentire questa storia della famiglia Guastella che abbiamo collegati. Intanto saluto, ascoltatevi il servizio che ha confezionato Antonio Condorelli, perché è stato lì, è andato a vedere che cosa stava succedendo appunto con questo caso. Pensate, c'è una morte misteriosa di un uomo di 39 anni che aspetta adesso, per capire di che cosa, la famiglia ovviamente aspetta per capire di che cosa è morto, un esame autoptico. Il cadavere è da ormai 60 giorni, quindi 2 mesi, dentro una cella frigorifera. Questo è il servizio di Antonio. Posta, mi hanno tolto un figlio di 39 anni. Le facce in studio sono sbigottite, così come è sbigottita la mia faccia, così come è sbigottita e piange ovviamente la mamma di questo ragazzo, il papà che abbiamo collegati, saluto la famiglia Guastella, c'è anche ovviamente il bambino che non facciamo vedere, no? Signori Guastella, cosa chiede? È il figlio di suo figlio ovviamente. Cosa chiede? Guardi, ci sono i politici qua, c'è Lavardera, Ciancitto, vi ascolta Renato Costa che non è un politico, è un medico. Cosa volete dire voi, più di quello che avete detto? Cosa chiedete? Beh, quello che noi vogliamo dire, in effetti vogliamo la verità e la causa del decesso di questo figlio.
tutto questo tempo chiuso in azienda frigorifera, non riusciamo a capire il motivo perché tutto questo tempo. Ma vogliamo la verità sul decesso di mio figlio, su come e perché, le cause e le concause del decesso di mio figlio. Cencitto, onorevole Cencitto, lei è un medico, prima di essere un politico, un parlamentare della Repubblica, ma è normale attendere 60 giorni? Perché quando l'intervista con l'avvocato è stata realizzata, è stata realizzata qualche giorno fa, nel frattempo sono passati 10 giorni, siamo quasi a 60 giorni, insomma 58, 59, quelli sono i giorni di attesa, ancora e passeranno altri giorni. È normale attendere 60 giorni e vedere il proprio figlio in una cella frigorifera in attesa che diciamo, si svolga l'autopsia, in un paese normale, dico? Intanto la famiglia ha diritto a sapere una diagnosi corretta per la causa di morte, questo è fondamentale. Mi sembra assurdo che siano trascorsi 60 giorni, non so qual è il motivo per cui non sia o l'autorità giudiziaria o l'azienda sanitaria non abbia provveduto ad fare l'autopsia. Questo non lo so, mi sembrano lunghi i tempi, ma non riesco a capire se sia un problema aziendale o un problema di Procura della Repubblica. Questo non lo so, però quello che è certo è che la famiglia ha diritto di sapere qual è la diagnosi che ha portato alla morte un giovane di 39 anni, questo non c'è dubbio. Poi in sanità ci sono le complicanze, ci sono le vicissitudini, ci sono tutto, ci sono purtroppo, bisogna dirlo, non sempre è tutto perfetto. I medici danno il massimo, danno tutto, però ci sono situazioni. Però in questo caso bisogna conoscere la verità, è giusto che venga fuori la verità e capire cosa è successo e qual era la diagnosi per cui questo giovane di 39 anni è morto. Antonio. Questo è un caso in cui si fondono purtroppo due settori che hanno problematiche in alcuni casi anche molto gravi, la sanità e la giustizia. La sanità perché questo ragazzo va in pronto soccorso la prima volta, poi viene rimandato a casa, poi viene ricoverato un'altra volta, cercano di capire cosa ha. Ti interrompo, ci sono 28 indagati. Esatto, non intervengono subito e lo operano 20 giorni dopo i primi sintomi. A quel punto purtroppo l'operazione non va a buon fine perché pochi giorni dopo l'operazione lui muore in ospedale, trasferito in un altro ospedale, perché qui abbiamo sempre i problemi che da un primo ospedale non è possibile operare, bisogna andare in un altro ospedale per operare, nella stessa provincia. A quel punto si apre un altro problema, siamo al 12 marzo, il 13 marzo la salma viene posta sotto sequestro per gli accertamenti. Scattano le indagini, ci vogliono un paio di giorni per capire quanti fossero i medici entrati in contatto con questo povero ragazzo, prima erano 20, poi 25, si arriva a 28 indagati. Il pubblico ministero sceglie di procedere con un incidente probatorio e non con accertamenti ripetibili che si potevano fare subito e allora bisogna fare 28 notifiche, bisogna notificare l'incidente probatorio, bisogna passare il fascicolo al GIP, nel frattempo passa il primo mese. Signori miei, questo incidente probatorio verrà celebrato il 18 maggio, 66 giorni dopo il decesso della persona. Si rischia che questo esame autoptico non possa andare a un esito veritiero perché il corpo purtroppo subisce delle alterazioni e allora siamo davanti a un caso che è un caso nazionale. Io guardavo mentre tu parlavi, Antonio, anche la signora, no? La mamma di Guastella, che ovviamente annuiva, non ha più lacrime questa signora. Non ha più lacrime, la signora non ha più lacrime perché purtroppo il loro figlio non l'hanno potuto più riabbracciare dopo che è entrato in ospedale e non sanno quando lo potranno riabbracciare perché hanno implorato in questi mesi la giustizia insieme al loro avvocato Tamburino, hanno implorato, io l'ho sentito diverse volte, sono disperati perché non c'è solo il problema di aver perso una persona, non c'è solo il problema di non avere capito perché questo sia accaduto, c'è anche il problema che non hanno potuto dare un degno funerale a una persona persa tragicamente. Lavardera. Ma io sono veramente sconcertato, allibito, è una storia che fa paura e tra le righe io ho letto nell'ottimo lavoro del giornalista Condorelli un tema che evidentemente è il tema dei temi, cioè abbiamo una sanità in Sicilia di Serie A e una sanità di Serie B, cioè le periferie, questa storia si svolge nelle periferie di Sicilia dove spesso e volentieri gli ospedali sono assolutamente sottodimensionati, non hanno le strutture. Periferia sì, qua siamo nella ricchissima Ragusa. Vittoria Ragusa. No, però dico
Vittoria e Ragusa, nel senso che il tema periferia è che sanitaria, diventa periferia sanitaria, nel senso, cioè il tema è che come c'è un andare al nord in Lombardia, in Sicilia c'è anche una migrazione interna, secondo cui se tu sei a Corleone devi per forza andare in un ospedale che è a 100 km da casa tua perché non c'è la medicina di prossimità. Ora la questione qui è veramente scandalosa e io ovviamente per quello possibile... Però se mancano i medici, se c'è una carenza di medici, se il medico decide di lavorare al Policlinico di Palermo e non a Corleone, perché lui, il medico, ha la possibilità di decidere, ci sono alcuni reparti che la politica deve fare delle scelte coraggiose, che sono quelle di chiudere, perché non puoi mantenere aperti reparti di periferia dove ci sono solo 2 o 3 medici per 12 malati, perché poi è ovvio che il caso di malasanità c'è e la responsabilità non è più del professionista o del medico, ma è di chi dirige un'azienda che non fa delle scelte che deve giustamente fare. Il tema però è la situazione. Però c'è delle scelte coraggiose, una politica coraggiosa che deve essere messa in atto. Onorevole Piccitto, io non la voglio buttare in politica perché non lo farei. Ciancitto, mi scusi, non è questo che voglio fare, però la questione è molto semplice. Da 7 anni che siete al governo di questa regione, evidentemente avete avuto in mano la possibilità di poter cambiarla questa sanità da dentro e continuate sempre a nominare sempre i manager secondo le condizioni della classe politica. Non mi venga a dire a me come bisogna fare la questione politica quando voi siete al governo di questa regione da 7 anni. Siamo seri, cioè la risposta è togliere finalmente la politica da quello che è il tema della sanità, perché quando spesso e volentieri i manager della sanità ve li spartite come se fosse il manuale Cencelli per movimento, la storia poi arriva a questo punto drammatico. La signora credo voglia dire qualcosa, perché insomma, signora Costella, prego. Io volevo dire che è giusto il signor Antonelli, però volevo dire che mio figlio è entrato per una diverticolite, l'hanno fatto stare 12 giorni senza mangiare, senza bere, antibiotici, sangue tirato di continuo. Mio figlio è dovuto andare nell'altro ospedale della vita perché mio figlio si è sentito male, pensando che gli era venuto un arresto cardiaco. Mio figlio si è sentito male perché l'hanno indebolito al massimo, dovevano operarlo subito credo, perciò mio figlio si è sentito male, non ho potuto fare la visita pensando che era un attacco di cuore. Hanno fatto la coronografia, mio figlio non aveva niente nel cuore. L'hanno tenuto 2 giorni in terapia intensiva e mi hanno detto entro 12 ore deve essere suo figlio operato, se non ha fatto così, se non muore. Hanno fatto passare più di 24 ore prima che ci hanno messo mano e mi hanno detto per giunta che era in setticemia, no, me l'hanno detto. Adesso è in setticemia suo figlio, se non lo operiamo entro 12 ore, invece hanno aspettato a 24 ore. E non voglio raccontare tutto il resto, che ci sarebbe tanto da dire, tantissimo da dire. Scusatemi. No, assolutamente, io credo che ovviamente, lo dico anche a Renato Costa, vorrei coinvolgerlo, vedo Valentina Chinnici che si è collegata adesso, che si sta spostando ovviamente, che ha sentito probabilmente in parte questo racconto, ma che conosce bene ovviamente quello del civico di Palermo. Renato Costa, ovviamente questa famiglia, diciamo, anche quando dovesse vincere una causa intentata, ovviamente ai medici, al personale sanitario, alla struttura eccetera, non sarà mai rimborsata del bene più prezioso che è quella del figlio, non avrà mai le risposte che vogliono avere. Cioè, la domanda che si fanno questi: ma perché è morto mio figlio? È entrato per una diverticolite e poi è andato in arresto cardiaco, non l'hanno fatto mangiare. Ha sentito Costa? Lei è un medico, insomma, ci dia delle risposte plausibili. Assolutamente sì. Purtroppo tutto ritorna alla discussione iniziale che abbiamo fatto. Anche questo è un esempio di come il sistema non funziona, perché il sistema dovrebbe essere organizzato in modo tale che i servizi di medicina legale, che i servizi delle aziende, che chi è responsabile dei dati autoptici, chi ha i collegamenti con la procura, dovrebbe essere impegnato e quindi capire che ci sono delle esigenze legate a un fatto fisiologico, cioè al fatto che non può essere esaminata una salma oltre un certo numero di giorni. Però viene fuori un altro discorso, io ho seguito con attenzione, e qualcuno ha parlato della medicina di prossimità. Quando non ci sono i medici, perché i medici non vogliono andare, intanto bisognerebbe sapere che cosa fanno le aziende per fare
per bandire i concorsi. Quali tipo di concorsi bandisco? Perché se io bandisco un concorso per 60 giorni di sostituzione per un medico cardiologo a Pralia Sottana, non credo che sia appetibile come attività lavorativa, quindi ragioniamo sulla programmazione. E poi perché dobbiamo assumere i medici negli ospedali, visto che abbiamo detto che dobbiamo fare la prossimità? Visto che dal 2009 esiste una legge in Sicilia che è che parla fondamentalmente della prossimità, parla del territorio. La vera cosa su cui deve interrogare la politica è il fatto che è stato la medicina del territorio. Nessuno ha realizzato la medicina del territorio. Se non c'è la possibilità, se le ASP hanno svolto il loro compito, perché poi diciamo la verità, il problema sono le ASP, le aziende ospedaliere in questo caso sono assolte, perché la prossimità e il territorio va fatta nelle ASP. Ma c'è qualcuno che può dire io ho realizzato il territorio? Forse qualche ASP della Sicilia orientale, ma a eccezione fatta per qualche ASP della Sicilia orientale, nessuno. Il vuoto totale, il vuoto assoluto. E allora come si fa a immaginare che noi abbiamo la necessità di medici? Ma voi pensate che se mettiamo 200 medici di guardia al pronto soccorso risolviamo il problema del pronto soccorso intasato? Lo risolviamo, perché il problema è che le persone che arrivano al pronto soccorso non possono essere tutte quelle che hanno bisogno anche solo di misurarsi la pressione. Perché se ci fosse una vera medicina del territorio, un vero filtro, gli ambulatori territoriali, il nostro pronto soccorso, così come è successo durante il Covid, tra le altre cose, sarebbero perlomeno dimezzata l'utenza del pronto soccorso. In questo momento non solo c'è un iperafflusso perché non c'è nulla, il territorio non esiste, ma in più c'è una riduzione dei posti letto, per cui aumenta l'afflusso, non si può ricoverare perché non ci sono i posti, e questa è la tempesta perfetta per cui il corso determina quello che succede in Sicilia. In Sicilia succede questo, è evidente. Chiaro, Costa, chiarissimo. Non può funzionare tutto il resto. È chiarissimo. Allora io vorrei intanto salutare la famiglia Guastella, non so se vogliono fare un appello, non so cosa vogliono dire. Nel frattempo però, famiglia Guastella, vi dico anche un'altra cosa: guardate che questo caso che avete sollevato voi, quando noi l'abbiamo preparato, l'abbiamo raccontato, è un caso molto, e lo dico anche ai nostri ospiti, guardate che questo è un caso molto comune. C'è stato un nostro tecnico che ha detto, dice, guardate, assomiglia a quello che ho passato io. C'è stato un sindaco che ci ha detto, mentre raccontavamo questa cosa, ha detto assomiglia alla mia vicenda, anche io ho avuto questo stesso caso. Cioè, quindi poteva succedere a tantissime persone questo caso, perché ricordo il figlio dei signori Guastella è entrato là per una diverticolite o presunta diverticolite, anche lì. Allora, signor Guastella, cosa volete dire prima di salutarci? No. Sì, volevo puntualizzare una cosa. Siamo nel 2025, non si può morire per una diverticolite o una pericolite. Parcheggiato in camera per 20 giorni senza mangiare come si deve e senza nient'altro. Noi vogliamo sapere che il nostro figlio ripete la verità e la giustizia per il nostro figlio. Quantomeno ci facciamo un degno funerale e un degno sepoltura. Dopo 60 giorni di materia frigorifera non si può. Dico, non si può. Voglio dire una cosa che deriva dalla mia esperienza e dall'analisi degli atti giudiziari. Purtroppo la famiglia Guastella, per come funziona la sanità in Sicilia, non aveva politici che potessero fare una raccomandazione, evidentemente, perché è un dato di fatto, e vedo che la signora annuisce, che chiunque ha una raccomandazione di un politico viene operato immediatamente, il giorno dopo. Si aprono i reparti, si sbloccano le ambulanze, si aprono le sale operatorie, solo che queste cose non vanno mai a sentenza, perché molto spesso è difficile dimostrare il reato nel do ut des, ma il sistema funziona così, e vedo la signora distrutta
brutta, che ha perso un figlio, che sta annuendo, mentre noi diciamo che il loro problema è che non avevano una raccomandazione, perché chi ha la raccomandazione vi assicuro che non sta 12 giorni nell'ospedale di Vittoria ad aspettare di essere operato per essere trasferito in un altro ospedale. Prego, signor. Prego, signor. Posso dire una cosa? Mio figlio in quell'ospedale era fatto 3 mesi. Pensava di essere quasi a casa sua. Al secondo giorno mio figlio gli ha detto che devo mettere il film e me ne voglio andare. Mi hanno risposto che se ne vuole andare se ne vada pure, perché mio figlio l'aveva capito e lo stavano portando dritto ai pirati, lo stavano portando alle lunghe, stava malissimo, malissimo. Comunque, non mi prolungare, voglio giustizia per noi, per i miei figli, per i miei nipoti piangono, dicono vogliamo papà, tutti i giorni si fa grandissimi pianti, il mio nipote che è qui con me adesso grande, che capisce di più, perché mio figlio era passatissimo ai figli, non pensava di arrivare a qui. Giustizia, brigate di affacci, la polizia. Mio figlio sapeva come questo dottore, ma che piccina. Come sarà internamente a quest'ora mio figlio? Lunedì fa 2 mesi. 2 mesi. È una vicenda veramente vergognosa. Grazie signora Costella, grazie signor Costella. Ovviamente diciamo anche all'avvocato Tommaso Tamburino, che segue la famiglia, che segue il caso, di informarci, ovviamente di tenerci aggiornati, perché certamente daremo notizie e aggiorneremo anche, non solo attraverso il punto, ma segnaleremo il caso anche ai nostri notiziari, al nostro direttore Michele Cucuzza. Allora, grazie alla famiglia Costella. Noi ci fermiamo un attimo. Valentina Chinnici, resti lì perché riapriamo e voglio riparlare ovviamente del caso del medico dell'ospedale civico e cercare di capirne di più nell'ultima parte della nostra trasmissione, subito dopo la pubblicità. Rientriamo, stiamo dibattendo anche in studio a microfoni e telecamere spente sulla questione che abbiamo appena ascoltato, l'ospedale di Ragusa, gli ospedali periferici. Abbiamo ricordato anche il primo caso che abbiamo raccontato oggi, il caso della piccola Chloe, anche lì una concatenazione probabilmente di errori, di responsabilità non prese, lo accerterà ovviamente l'indagine della procura. Ricordo, per il caso della piccola Chloe si arriverà a sentenza tra qualche giorno, sentenza di primo grado, quindi insomma anche qui la questione, come diceva Antonio Condorelli, giudiziaria, ma anche la questione sanitaria. Renato Costa e Valentina Chinnici, che saluto, l'abbiamo vista prima, Valentina Chinnici, deputato regionale del Partito Democratico, palermitana, che ovviamente avrà seguito anche lei il caso del civico, no? Che idea si è fatta, onorevole Chinnici? No, io non posso chiaramente entrare nel merito di una questione dove deve intervenire l'autorità giudiziaria, ovviamente. Quindi in questo momento sto leggendo, raccogliendo informazioni, ci mancherebbe. Il problema qui è ovviamente di sistema e di collasso della situazione sanitaria della Regione Sicilia. Noi raccogliamo ogni giorno segnalazioni da tutta la regione. Scusate, io ho un ritorno di audio, non so se... Sì, onorevole Chinnici, lei in macchina ovviamente diventa complicato tutto questo collegamento. Allora facciamo così, onorevole Chinnici, facciamo così, noi la colleghiamo la settimana prossima, così magari auspichiamo che avrà un collegamento stabile, fermo, così parleremo anche della situazione, visto che siete in fase congressuale. Allora non c'è problema, ci fa comunque ci fa piacere. Sempre con la futura vice segretaria del Partito Democratico. Infatti parleremo anche del Partito Democratico in maniera più approfondita. Quindi la vice segretaria del Partito Democratico, insomma, prossima, diciamo così. Ma dobbiamo parlare di sanità, che è ancora più importante. Va bene, onorevole Chinnici, purtroppo il collegamento, insomma, avviene, insomma, grazie anche per la disponibilità. La Vardera, insomma, questo è un caso, ovviamente, questo del civico. Ma da quello che io ho compreso, ovviamente ci saranno anche ulteriori, diciamo, aggiornamenti. So per certo che martedì dovrebbe riandare una nuova puntata, diciamo, degli così mi hanno detto, e che dovrebbe andare anche a
ad approfondire ulteriori, diciamo, casi di malasanità che questa storia ha potuto produrre anche, diciamo, in giro per l'Italia. Chiaramente, diciamo, l'obiettivo è quello di non lasciare solo questo medico, perché comunque al di là di tutto ha avuto un grande coraggio nel raccontare, mettendoci anche la faccia rispetto a questa vicenda. Io, per quanto mi riguarda, al di là delle motivazioni, non voglio entrare nel merito del perché lo abbia fatto, se ce l'ha col primario o non ce l'ha col primario. A me interessa, diciamo, non le motivazioni del denunciante, ma la denuncia che è circoscritta, che è precisa e specifica, è quello che ovviamente fare subito, per evitare che possa rimanere questo punto interrogativo su un intero sistema, che evidentemente, diciamo, poi il rischio è che la gente si arrabbi e vada al pronto soccorso. La cosa più grave, secondo me, che è venuta fuori però da tutta questa vicenda è che cioè, è in atto, io non lo so se è solo in quell'ospedale o se in quell'ospedale in maniera, come dire, più, diciamo, spinta, in maniera probabilmente rispetto ad altri, però è venuta fuori questa cosa che veramente fa caporare la pelle, cioè aprite e chiudete i malati per i rimborsi sanitari. Dico, è una pratica ovviamente illegale, il medico si sente, poi lo dice, attenzione, non lo dire più perché rischi l'ergastolo su questa cosa. Dico, ma io ho ascoltato quegli audio per primi perché me li ha girati, ma c'è anche un altro audio devastante dove addirittura tra medici si parla del fatto che fortunatamente la vittima non ha denunciato il caso di Nadia Costanzo, e meno male che siamo stati bravi, così dice proprio il medico, a fargli capire, a farla convincere che è arrivata lei troppo tardi a farsi operare, e quindi con malizia e malignità, cito testualmente le parole di quel medico, siamo stati bravi a evitare che ci denunciasse. Ora, con tutto il rispetto per il garantismo, aspettare la giustizia, ma davanti a frasi di questo tipo, io onestamente, diciamo, il giuramento di Ippocrate si va a fare benedire, e le persone coinvolte dovrebbero avere un minimo di buonsenso del fare un passo indietro dal ruolo del medico, perché non possono fare il medico. Costa, ma si può accampare, cioè si può vivere in questo modo qua, cioè nel senso, vi dico, al di là del caso, diciamo, di questo, cioè anche solo ipotizzare, diciamo, sospettare che in quello, in qualunque altro reparto si operi perché bisogna portare i risultati, diciamo, ovviamente credo che, diciamo, lasci più di qualche dubbio. Intanto io ho sentito le registrazioni, le ho sentite per quello che era possibile sentirle a mezzo stampa. L'onorevole Lavardera dice che non bisogna lasciare solo il dottore Caronia. Sono d'accordo. Permettetemi di dire che in questo momento, quando noi non appuriamo la verità, non bisogna lasciare solo neanche il dottore Librizzi, neanche tutti i colleghi della chirurgia vascolare, tutti gli infermieri, tutto il personale che lavora in una chirurgia vascolare, che è una chirurgia Non sono vascolare. d'accordo, dottore Costa, con tutto il rispetto, io capisco che lei giustamente fa il sindacalista della CGIL, però dico... io non faccio il sindacalista, io faccio il medico prima. Ho capito, però davanti a frasi di questo tipo non può dire che dobbiamo stare accanto al dottore Librizzi. Dai, per cortesia. Ismaele, ti prego di Renato, lo capisco. Ascoltami un attimo. Prego. Io credo che tutto quello che si registra, se tu lo senti estrapolato da un discorso complessivo, potrebbe trarti in inganno. Con questo io non dico che c'è una verità assoluta. Allo stato delle cose non c'è una verità. C'è un momento di preoccupazione da parte di tutti. Devo dire, c'è stato un ritardo colpevole da parte di chi avrebbe dovuto rassicurare le persone, perché il politico è intervenuto dopo 3 giorni, che c'era questa gogna mediatica che riguardava un reparto della nostra isola, un reparto importante della nostra isola, di un ospedale importante. Non ne hanno parlato né l'assessore né il direttore generale, nessuno si è preso la cura di dire guardate che è tutto a posto, ce ne stiamo occupando, e conseguentemente tranquillizziamo i cittadini. Perfettamente. E perché questo non è stato fatto? Dopodiché io non sono assolutamente dicendo che ci sono colpe e ragioni, non ci sono colpe e ragioni fino a quando non ci sarà una verità accertata. L'unico risultato che noi abbiamo ottenuto in questi giorni è che abbiamo peggiorato il rapporto di sfiducia dei cittadini nei confronti della sanità pubblica. Ma non denunciamo, lasciamo le cose così. Non fa altro che favorire la tesi che il privato è meglio. E questo non fa altro che favorire la tesi della disaffezione dei medici nei confronti del servizio sanitario. Costa, le faccio una domanda, ma allora che dobbiamo fare quando ci sono questi casi? Costa, non bisogna denunciare, non bisogna...
Ma il problema non è... Bisogna denunciarli subito, ma bisogna intervenire immediatamente. Ma bisognava intervenire. Ma la domanda, dottore Costa, la domanda che mi pongo io, ora siamo nella fase terminale, siamo nella fase delle denunce che sono state fatte, ma la mia domanda è, quando il dottore, la governance dell'azienda era a conoscenza di quella che sapeva tutto. Cioè, non ha fatto niente, cioè, doveva, non dico fare qualcosa, ma gestire, fare un'ispezione in quel reparto, capire, doveva gestire la situazione, riportarla a una situazione di normalità ed evitare che esplodesse un caso del genere. Quindi quello che secondo me in questo caso è mancato è proprio la governance del caso, cioè la situazione andava governata da chi ha il ruolo di governarla, perché sennò poi accade. Infatti il medico, ve lo dico, non è che è arrivato... Io non so se ha ragione Caronì o Librizio, non lo so perché non lo so, però quello che io fatto che è inconfutabile. La direzione sanitaria, la direzione generale di quell'azienda dovevano fare un'ispezione, un controllo, verificare, controllare, sospendere qualcuno se era il caso di sospenderlo. Onorevole, io sono d'accordo con lei, ma la questione qua non è che Librizzi si è svegliato, il dottore Caronia si è svegliato a un certo punto e ha detto me ne vado alle Iene, vado a raccontare a Lorena Vardera quello che mi succede. L'onorevole, il dottore Caronia da 3 anni, dice sì, da 3 anni ha messo nero su bianco non solo alla procura ma anche alla governance del suo stesso ospedale, ha parlato più volte con il direttore sanitario, con il direttore dell'ospedale, non è mai accaduto nulla. Allora per disperato, veramente per disperato, ha cercato di rivolgersi a me, che sto dicendo, ma io non è che sto dicendo che lui ha sbagliato. Antonio, può riportarsi questa vicenda, così come tante altre vicende, sempre la storia dei manager sistemati là dalla politica, ascolta, posizionati, allora dentro le aziende, ma io voglio dire una cosa, anche la vicenda, ci sono dei rapporti voglio dire una cosa, scusa Antonio, anche la vicenda di Trapani, dove ci sono responsabilità, ma che non sono responsabilità di una sola persona, sono responsabilità di tante persone che devono venire fuori. Allora, se non si fa chiarezza e si cerca di dare la colpa solo ad una persona che può avere le sue responsabilità, può avere, deve essere ancora più determinato, più deciso, ma non è una sola responsabilità. Allora dobbiamo capire qual è perché accadono queste cose. Cioè, è un problema di sistema. Se si aprono e chiudono i malati, si portano soldi alle aziende e magari a fine anno si ottengono anche dei bonus di produzione. Nel momento in cui emerge un problema all'interno di un'azienda che sta fatturando e sta guadagnando sulla pelle delle persone, quel povero dottore che nel caso fa la denuncia, cioè, rischia di essere dalla parte del torto. Rischia di diventare un problema. Non lo puoi fare oggi, tu hai oggi l'affinità diagnostica, l'affinità diagnostica di un attacco di risonanza magnetica, ti fanno una diagnosi quindi non è che tu intervieni, però diciamo, ora accerterà la magistratura tutto, io lo tengo sempre a precisare, però diciamo la vera criticità su cui la politica si deve... diciamo, l'ha sottolineata la Vardera, no? Ha detto, dice, siamo stati bravi a convincere quella che è la famiglia che non ci ha denunciati, dice, perché sennò... Ma la vera criticità su cui si deve porre la politica è perché un caso del genere non è stato gestito. E questo è il discorso. Non si doveva arrivare alla denuncia tramite l'onorevole Vardera, ma andava gestito, e risolto. Sono d'accordo. Come era giusto farlo, invece non è accaduto. Però quindi conseguentemente dico, si farà l'attore anche insomma lei col presidente Schifani per cercare che i soggetti che erano coinvolti di essere da domani buttati fuori dalla governanza di quei reparti, perché sennò sono parole che sono soltanto al vento. No, io mi farò portavoce come Fratelli d'Italia, chiederò come Fratelli d'Italia che c'è qualcosa che non va nella sanità siciliana, che va fatto il punto della situazione, vanno fatte scelte precise sull'abbattimento delle liste d'attesa, sulla chiusura di determinati reparti che non possono più restare aperti perché hanno carenza cronica di medici e poi accadono determinate cose. Bisogna fare delle scelte forti, bisogna avere il coraggio di fare, vi farò portavoce di questo per tutelare la sanità dei cittadini siciliani. Poi se qualcuno ha sbagliato o da un punto di vista penale sarà la magistratura a fare chiarezza, ma è chiaramente chi governa, chi dirige un'azienda sanitaria ha grossissime responsabilità e deve fare delle scelte che possono essere popolari o impopolari, ma che devono avere come obiettivo fondamentale la tutela della salute del cittadino. Onorevole Vardera, quando la sentiranno in AS, sa già la data? Guardi, sono stato chiamato proprio stamattina e quindi ci vedremo quanto prima. Ho detto loro che sono in questo momento a Catania e penso già lunedì di essere ascoltato dai NAS di Palermo. Ovviamente darò tutto quello che è a mia disposizione per cercare di fare chiarezza su questa vicenda e perché si faccia il più presto possibile. Cosa c'è che deve venire fuori ancora da questa vicenda? Tante cose.
tante cose. Diciamo che in questo momento mi limito a dire tante cose perché purtroppo nelle prossime ore, nei prossimi Ora giorni, dico io, la Verdera, lei lo sa, io sono sempre molto spontaneo e oggettivo, dico, non mi piace neanche che dobbiamo sapere di questa storia poi a puntate, anche attraverso, dico, una volta che la vicenda è venuta fuori, dico, secondo me sarebbe giusto anche nei confronti di quei cittadini che sono stati sotto, giusto sapere, appunto, non dobbiamo saperla di settimana in settimana dalle Iene o dalle sue dirette, dico con tutto il rispetto alle Iene e alle sue dirette, dico, dico una volta... mi dà un'ora e mezzo qui di tempo per raccontare. Io gliene do anche due. Lasciamo, facciamo finta che la Sicilia smetta la programmazione, sono pronto a darle in un'ora a raccontarle tutte. Facciamo così? Che la devo dire? Scusi, è normale che ci sono i tempi. Se lei mi dice cosa sapremo, devo stare fino a domani, a 4 mesi che io sto studiando queste denunce, punto per punto, per cercare di capire di che stiamo parlando. Le storie sono talmente tanti ed è incredibile che vanno messi in fila. Non è che una, come dire, la storia più eclatante era quella di Nadia Costanzo. Abbiamo fatto nome e cognome. Addirittura mi si diceva ma è giusto non metterci la faccia al dottore. Ci ha messo la faccia, sta cominciando a raccontare i fatti, il tempo necessario. Certamente la procura sa tutto, non è che non quindi dobbiamo lasciare aperto il reparto in tutto questo? Ma io lo devo decidere io, dottore Caronia. Aspettiamo la puntata dottore delle Costa, Iene, ma non è le puntate delle Iene, guardi, no, mi perdoni, dottore Costa, ma benedico, ma ci vadano, noi gli elementi per poterci andare glieli abbiamo dati. Io mi permetto di dire una cosa però, che spontaneamente anche l'indifferenza dell'azienda o questo agire per finta non rassicurano i cittadini. Io in quel reparto, io sono garantista, ho fiducia nei medici, ma io personalmente non ci andrei a farmi neanche guardare l'occhio. C'è bisogno di chiarezza, la chiarezza serve sia all'azienda che ai cittadini. Se si continua con in questo modo di fare in Sicilia, con uno scontro bestiale che c'è nella sanità, noi non vedremo nessuna svolta. C'è uno scontro tra Iacolino, Faraoni, c'è uno scontro dentro Forza Italia, si stanno l'Aspe ammazzando. di Palermo è vuota, l'Aspe di Palermo non c'è un commissario. Allora lui è un galantuomo, ma non lo può dire, c'è uno scontro anche con Fratelli d'Italia, perché c'è l'eredità importante o pesante o importante che ha lasciato Ruggero Razza e c'è ora quello che sta facendo Forza Italia. La sanità è una partita troppo importante per produrre dal punto di vista pratico dei risultati concreti per la gente. Non posso io essere dico fiducioso. sulla pelle dei cittadini, però bisogna essere sempre molto chiari, lo dico ovviamente all'onorevole Lardera che ci mette sempre la faccia, lo dico agli altri. Deve essere la direzione del civico di Palermo. Qua non è che io voglio, però perdonami, io voglio ribadirla questa cosa. Questa vicenda, prima che diventasse di dominio pubblico, è già agli atti di una procura e soprattutto ci scrivono anche, dice perché la magistratura, quindi non è che noi l'abbiamo raccontata intervenendo, confezionando una puntata su Netflix, mi scrive un medico, denunce precise. Esatto, mi scrive un medico molto noto in provincia di Catania, mi scrive: c'è da chiedersi perché la magistratura sta intervenendo dopo 3 archiviazioni delle prime denunce. Quindi perché dice prima archiviate, adesso sta intervenendo, e se non avessero archiviato cosa sarebbe successo? Se non ci fosse stata la denuncia di Lavardera, il servizio delle Iene, il servizio di Giletti, noi oggi non saremmo qui a parlare. Quindi il professore Renato Costa ha ragione nell'essere garantista, nel tutelare il reparto, però dobbiamo dire che oggi le cose funzionano così. Se non ci fossero state queste denunce andate in discussione, è il nostro ruolo, è il nostro ruolo, però dico l'inadempienza non è del reparto, esatto, l'inadempienza è aziendale. Io sono d'accordo con allora siamo in chiusura, abbiamo sforato moltissimo, però la vicenda ovviamente è sempre caldissima. Allora Lavardera, grazie per essere stato con noi, ovviamente le segnalazioni ben vengano se devono poi arrivare ovviamente a questi livelli così alti. Allora auspichiamo, diciamo, che anche le nostre segnalazioni, in questo caso abbiamo segnalato anche degli altri casi, possano arrivare diciamo, ad avere delle risposte. Questo mi sembra di Ragusa veramente è sconcertante, 60 giorni dentro una cella frigorifera, insomma, per dare la risposta di come è morto il figlio a una madre che veramente non ha più lacrime. Ce ne sono altre ovviamente che non abbiamo raccontato e che racconteremo anche più avanti. Allora grazie all'onorevole Lavardera, grazie a Antonio Condorelli, grazie all'onorevole Ciancitto, grazie al dottor Renato Costa per essere stato con noi. Grazie a voi. Appuntamento sempre con il punto la prossima settimana, sempre qui su Telecolor Antena Sicilia. Grazie per averci seguito.